La pandemia in Calabria ha già avuto 2 ondate. La prima nella primavera del 2020, tenuta a bada dalle misure drastiche intraprese a livello nazionale che hanno bloccato sul nascere l'avanzata del contagio nella nostra regione. L'altra, iniziata nell'autunno 2020. È una delle risultanze del report emergenza Covid-19 redatto dal Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Sociosanitari della Regione. Nella seconda fase, l'andamento dei casi attivi ha raggiunto, dopo quello di marzo-aprile, un secondo massimo di espansione nella terza decade del mese di novembre. Si è trattato di un periodo molto più intenso e degli effetti più gravi, con maggiore pressione sulle strutture ospedaliere e maggior numero di vittime, ad oggi 659 sul territorio regionale. A partire dalla terza decade di novembre si è osservato un primo decremento fino alla terza decade del mese di dicembre. Successivamente si è assistito a un nuovo incremento dei casi attivi fino al 24 gennaio, con un massimo di 10.405. Dal 24 gennaio, anche grazie alle misure nazionali e regionali poste in essere, si è registrato un decremento costante dei casi attivi nel territorio regionale, che al 7 febbraio si attestavano sul valore di 7.803 casi, con trend in ulteriore diminuzione. Ci avviciniamo alla data in cui tutto ha avuto inizio nella nostra regione, ossia il 28 febbraio, quasi un anno fa, l'accertamento del primo caso nella nostra regione. Il report analizza anche i dati aggiornati dal 7 febbraio 2021, osservando il trend regionale delle ultime 2 settimane, a partire dal 25 gennaio, periodo in cui si è registrato un sensibile decremento nella percentuale di casi confermati sui test effettuati, 7,71% nell'ultima settimana. Per quanto riguarda i casi confermati su 100.000 abitanti, 74,17%, e anche per i casi in valore assoluto, 1.444 nell'ultima settimana. Il valore di RT è stato di 0,81 nella settimana di monitoraggio dall'1 al 7 febbraio. Gli indicatori confermano il trend in diminuzione anche nella settimana 8-14 febbraio 2021 e collocano la Calabria in zona gialla da scenario di tipo 1 e rischio basso. Attualmente la situazione è molto tranquilla, è da una settimana che praticamente i ricoveri sono calati notevolmente. Per quanto riguarda la variante inglese, diciamo che dal punto di vista clinico grosse differenze non ce ne sono. La differenza che è stata notata è una maggiore capacità di diffondere, però a questo punto io vorrei fare una piccola precisazione. A giugno, quando c'era qualcuno che diceva che il virus era clinicamente morto, già si era scoperto questa variante e già si era visto la sua capacità più elevata di dare contagiosità, di essere più contagioso. Per cui non è un virus che è uscito da poco. Già a giugno appunto si era isolata. Ci sono altre varianti, fra cui quella sudamericana, che in effetti si è visto dare dei quadri clinici più gravi e soprattutto si è visto la capacità di infettare maggiormente i giovani. Finalmente c'è un calendario per le vaccinazioni con quasi tutte le date riguardanti le diverse categorie che avranno accesso al vaccino nella seconda fase della campagna. La fonte è ancora una volta la pagina Facebook del presidente Nino Spirlì, ma le stesse indicazioni sono state inviate dal delegato alla gestione dell'emergenza Antonio Belcastro al commissario Longo e ai manager delle aziende sanitarie ospedaliere. Intanto bisognerà concludere la prima fase, quella riguardante operatori sanitari e ospiti dell'RSA, e il termine ultimo è stato fissato dal 28 febbraio, ma nel frattempo, già il 22 febbraio, avrà inizio la campagna dedicata agli ultraottantenni. Si procederà, scrive Spirlì, con la chiamata di tutta la popolazione anziana, che è di circa 131.000 persone. Per una maggiore efficacia la vaccinazione sarà condotta dai medici di medicina generale presso i propri ambulatori, ovvero presso i centri di vaccinazione delle aziende sanitarie. Per quanto riguarda i soggetti allettati, sarà effettuata al loro domicilio. Il post del presidente facente funzioni prende in esame anche l'avvio della vaccinazione dei soggetti estremamente vulnerabili, affetti da patologie severe, immunodeficienza, rientranti nelle aree di patologia individuate a livello nazionale e identificate sulla base di un maggior rischio e di condizioni di fragilità. La vaccinazione in questo caso verrà effettuata prevalentemente presso i centri specialisti che hanno in carico tali categorie, ma in questo caso non è indicata una data precisa. Al contrario, è stato previsto per il 25 febbraio presso i centri di vaccinazione ospedalieri territoriali, previa presentazione degli elenchi da parte dei rappresentanti delle categorie interessate, l'avvio della vaccinazione dei lavoratori dei servizi essenziali, prevalentemente appartenenti alle forze dell'ordine, di età compresa tra i 18
18-54 anni e assenza di patologie concomitanti. Allo stato attuale, l'indicazione per questo target di popolazione prevede l'offerta del vaccino di AstraZeneca. I soggetti con età superiore ai 55 anni, in attesa di eventuali ulteriori indicazioni nazionali, rientreranno nelle chiamate per coorte o per condizioni di fragilità determinata da patologia. Slitta al 10 marzo, indicativamente, la vaccinazione del personale scolastico, universitario, docente e non docente, che avverrà presso i centri di vaccinazione ospedalieri territoriali, previa prenotazione sulla piattaforma fornita da Poste Italiane. Su vaccini e varianti, la Calabria è in ritardo. La campagna di vaccinazione prosegue a ritmo lento e anche oggi il report ministeriale non regala sorprese, anzi fotografa una situazione di stallo comunicativo. Dall'ASP di Cosenza fanno sapere che ogni giorno nei 10 punti vaccinali sparsi sul territorio vengono effettuate dalle 1500 alle 1800 vaccinazioni, quasi il triplo di quelle comunicate a livello regionale. Dunque non è la graduatoria il problema calabrese, bensì l'organizzazione. Infatti, salvo che nella provincia di Reggio, al momento non si riesce ad andare oltre la prima fase. Si sta completando la vaccinazione degli operatori sanitari in senso lato, comprendendo farmacisti, informatori scientifici, odontoiatri e altre categorie professionisti. Inoltre, continuano le inoculazioni di prime e seconde dosi nelle RSA e nelle case di cura, ma qualcosa si sta muovendo e dalla prossima settimana finalmente comincerà la fase della somministrazione dei vaccini anti-Covid agli ultraottantenni. Alle inoculazioni provvederanno i medici di base. I medici di famiglia saranno i punti di riferimento anche per i soggetti fragili come i cardiopatici, mentre chi riceve cure in ospedale probabilmente riceverà il vaccino nelle stesse sedi dove effettua le terapie. Le vaccinazioni di docenti e forze dell'ordine, invece, avverranno nei centri vaccinali. Squillano incessantemente i centralini del COT di Cosenza. Le domande più frequenti in queste ultime ore sono tutte per le vaccinazioni. Ciò che emerge in questa fase dal centro organizzativo territoriale è che entro la prossima settimana inizieranno le vaccinazioni agli over 80. Saranno i medici di famiglia a fornire gli elenchi dei propri assistiti e anche alcuni comuni della provincia Abruzia hanno fornito una lista degli aventi diritto. Sono oltre 41.000 solo nella provincia di Cosenza gli ultra ottantenni e verranno messi a disposizione diverse strutture. Il distretto ha già diviso la provincia in 4 aree: est, nord, sud e ovest, e quando si avrà il via libera da parte dei medici e della struttura organizzativa si darà il via alla campagna vaccinale con la collaborazione della Protezione Civile, dei sindaci e dei medici amministrativi. Che benché la medicina generale, i medici di medicina generale in questa fase nel piano sanitario nazionale non sarebbero stati interessati e anche nel piano sanitario regionale non erano interessati in questa fase di vaccinazione degli anziani, la necessità di velocizzare i tempi ci porta a volontariamente a partecipare a questa vaccinazione, preferibilmente nei centri vaccinali dove i nostri pazienti potranno essere vaccinati in tutta sicurezza. E un'altra cosa importante è che siamo riusciti ad ottenere che potessero rivolgersi ad un numero telefonico e chiaramente non come in altre regioni ad un sito web. Ma come bisognerà prenotarsi? I tempi stringono e la nostra regione è in ritardo. Abbiamo trovato una soluzione molto pratica: la persona anziana e il suo familiare telefonerà a questo numero che sarà pubblicizzato anche grazie ai medici di medicina generale e questo operatore telefonico indicherà al paziente quale giorno dovrà recarsi, perché in quel giorno troverà il suo medico. In questo step si parla di persone ultra ottantenni. Lo step successivo sarà per l'altra popolazione, però se avranno bisogno di noi siamo sempre a disposizione, ma in questo momento noi interveniamo per i pazienti che hanno un'età superiore agli 80 anni. Quando si partirà, Cerra dice siamo pronti e per coloro che non potranno recarsi nei centri stabiliti c'è la possibilità di vaccinarsi direttamente a domicilio. Ci siamo perché la maggior parte dei distretti si sono attivati insieme ai sindaci, c'è stata una catena di solidarietà di rete, dico io, no? Questo mi fa molto piacere per la nostra regione. Non parliamo sempre male dei calabresi, perché non è vero così. Siamo stati, abbastanza bravi, stiamo
attivando tutti quanti i centri vaccinali, perché chiaramente adesso erano pochi, hanno vaccinato solamente gli operatori della sanità, adesso che ci apprestiamo a vaccinare tutta la popolazione, quei centri diventerebbero insufficienti, quindi abbiamo necessità di avere più centri vaccinali, per cui in ogni paesino o gruppo di paesini si identificherà un centro vaccinale dove i cittadini potranno andare in prossimità chiaramente delle loro abitazioni e quindi saranno facilitati da questo punto di vista. Sul fronte vaccini, Reggio Calabria è più avanti rispetto alle altre province calabresi. La macchina organizzativa per la somministrazione del vaccino anti-Covid agli over 80 infatti è già partita da qualche giorno. È stata inviata una comunicazione ai medici di medicina generale per far sì che venga stabilito esattamente tutto l'iter per la prenotazione dei pazienti presso i centri di prenotazione dell'ASP. Tant'è che è stata inviata un'informativa, una lettera con la comunicazione dei numeri di telefonici riservati a un indirizzo mail ove effettuare le prenotazioni degli ultra ottantenni fragili. Quindi qui presto già qualcuno addirittura penso già abbiano cominciato già oggi o domani cominceranno a vaccinare. Cioè per evitare gli assembramenti è stata spedita anche la modulistica che i vari pazienti devono compilare prima di iniziare la vaccinazione, in modo tale che si evitano quantomeno quegli assembramenti che prevengono appunto il momento della vaccinazione stessa. Inoltre si sta cercando anche di trovare quegli spazi dove poter effettuare in piena tranquillità le vaccinazioni, perché bisogna non dimenticare che il momento vaccinale si comporta sia l'attesa prima sia quei 15-20 minuti dopo e bisogna ovviamente cercare degli spazi molto ampi dove è possibile parcheggiare e soprattutto dove è possibile sostare prima e dopo la vaccinazione in piena tranquillità, perché qualora ci fosse un assembramento prima o dopo, questo potrebbe essere un motivo di infezione di coloro che vanno a vaccinarsi. 2 settimane di chiusura per le scuole calabresi al fine di consentire la somministrazione dei vaccini al personale scolastico. La proposta del presidente facente funzione divide ed è lo stesso Spirlì a spiegare la ratio della sua decisione. Per quale motivo io chiedo quei 15 giorni di tempo? Noi abbiamo da vaccinare 130.000 anziani ultraottogenari, in più carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco, guardia di finanza, ai quali si devono sommare 58.000 operatori scolastici. Ho chiesto in maniera serena, tranquilla alle organizzazioni sindacali, alle rappresentanze della scuola di fare un passo verso il personale sanitario e metterlo nella condizione di poter lavorare in piena tranquillità. Ma i sindacati contestano e chiedono un piano preciso. Per noi rimane ineludibile il fatto che le scuole debbano rimanere chiuse per 15 giorni. Noi riteniamo che c'è una complessità da questo punto di vista, ma che può essere tranquillamente gestita dalle singole scuole sulla base dello stretto necessario che le scuole hanno. Non è detto che tutte le scuole e tutto il personale scolastico aderisce a una vaccinazione di massa, quindi potremmo gestire la situazione all'interno delle singole scuole, ovviamente facendo molta più chiarezza su chi saranno eventualmente i responsabili della vaccinazione. Quindi creare che cosa? Come creare eventualmente questo momento di vaccinazione? Chi saranno interessati? Le ASL, i medici di base? Non sappiamo assolutamente nulla. Diciamo che ci deve essere anche un piano regionale unitario, omogeneo, in modo da non creare ovviamente difformità. Ieri la domenica dell'ottimismo in Sila, pronti a Camigliatello per riaprire gli impianti da sci
Complice il giorno di festa, gli amanti della montagna non sono mancati, sembrava il preludio del ritorno ad una attesa normalità. D'altronde la Calabria è in zona gialla, nonostante numeri ridotti, distanze e misure anti-Covid applicate alla lettera. Si è lavorato con temperature proibitive affinché tutto potesse essere pronto e invece è arrivata la sorpresa, si resta fermi fino al 5 marzo. Purtroppo alle 19 è arrivata questa comunicazione di questo nuovo DPCM e onestamente ci ha spiazzati, perché già veniamo da una stagione durissima. La neve che è arrivata ci aveva effettivamente dato grandi speranze, grandi aspettative, però come sapete la realtà è quella di vedere la neve che cade giù oggi in una giornata favolosa, da fiaba, e noi siamo purtroppo alla finestra a guardare tutto questo. Gli operatori del settore vivono un lungo periodo di crisi. Le condizioni già in Sila, con la poca neve sono già difficili. Pensare di vivere questa stagione seppur con la neve e non poterla, sfruttare al massimo, anche perché c'è fame di neve, c'è fame di montagna, erano tutti pronti, avevamo già organizzato le prime giornate, le prime ore sulla neve sul campo scuola. Oggi ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano. Lockdown bianco, così lo chiama Demoscopica, montagne innevate senza appassionati, piste da sci chiuse, perdite ingenti per gli operatori del settore stimate dall'Istituto di Ricerca in 9 miliardi di euro per l'Italia. Non fa eccezione la Calabria, un comparto in cui sono molti i posti di lavoro a rischio. Necessitano, sottolinea Demoscopica, ristori per gli imprenditori montani. Per la Calabria rischia di mandare in fumo oltre 80 milioni di euro, questo provocato da oltre 100.000 turisti in meno che non potranno beneficiare ovviamente della settimana bianca e della nostra montagna, del nostro turismo montano. Questo è un primo aspetto. Per quanto riguarda i posti di lavoro, complessivamente il comparto turistico, non soltanto quello montano, rischia di far perdere appunto il posto di lavoro ad oltre 10.000 calabresi. Questo è un dato secondo noi abbastanza preoccupante. Si acuisce lo scontro tra la Sateca e i sindaci di Guate Piemontesi e Acquapesa. Tensione questa mattina, ma nessun incidente durante l'ultimazione delle procedure di acquisizione delle strutture dello stabilimento da parte delle due amministrazioni comunali. Ed ecco il siparietto tra il legale della Sateca Enzo Paolini e il sindaco di Acquapesa Francesco Tripicchio, culminato con la caduta a terra del primo cittadino, ma senza conseguenze. Stiamo, ancora non l'avete fatto, vabbè, guarda mi stai. Aiuto, Massiccia la presenza delle forze dell'ordine, ma i lavoratori hanno attuato una manifestazione di resistenza civile silenziosa. Già lo scorso 5 febbraio era stato acquisito un primo blocco della struttura. Oggi le operazioni forzose unilaterali di acquisizione hanno riguardato la falegnameria e magazzino materiale officina, il laboratorio pure, il deposito, gli uffici amministrativi, lo stabilimento San Francesco, l'area esterna comprensiva di vasche di maturazione e coltivazione delle alghe, nonché le sorgenti termali di proprietà della Regione Calabria e il relativo piazzale antistante. Per la Sateca però si tratta di un'operazione illegittima. L'avvocato Enzo Paolini mostra un documento datato 8 febbraio 2019 sottoscritto davanti al prefetto di Cosenza, nel quale è stabilito che le attività di Sateca possono proseguire fino all'effettivo subentro del nuovo subconcessionario.
ma ecco gli operai che con scarpelli e motosega aprono gli infissi dei locali, pur avendo accanto l'avvocato Paolini e l'amministratore delegato della Sateca Dante Ferrari con in tasca le chiavi che avrebbero consentito la loro apertura senza danni. È stato anche rimosso il lucchetto che chiudeva il cancello di accesso alla sorgente delle acque di proprietà della Regione Calabria. L'azione forzosa unilaterale messa in campo dai due sindaci, sottolinea la Sateca, per la riappropriazione dei beni del compendio termale non tiene conto che tali immobili erano regolarmente in possesso dell'attuale gestore delle Terme Luigiane. Intanto c'è rabbia e amarezza per gli oltre 250 lavoratori delle Terme Luigiane. Vogliamo solo lavoro. La protesta dei lavoratori delle Terme Luigiane si è spostata questa mattina a Catanzaro. Sono circa 230 padri e madri di famiglia che rischiano di perdere il posto. Sono loro a pagare il prezzo più alto dello scontro in atto tra la Sateca e i sindaci di Guardia Piemontese e Acqua Appesa. Da tempo chiedono un intervento della Regione e oggi un primo risultato è stato raggiunto. Una delegazione è stata ricevuta dai vertici del Dipartimento Regionale Sviluppo Economico. Per gli inizi della prossima settimana saranno convocati i sindaci di Guardia Piemontese e Acqua Appesa per cercare di trovare una soluzione alla complicata vertenza. I comuni, lo ricordiamo, hanno ripreso possesso dei beni nella disponibilità di Sateca, ma si attende ancora il nuovo bando per individuare il nuovo concessionario. Una cosa sostiene la Regione: in ogni caso non si possono interrompere i servizi, perché 430.000 prestazioni sanitarie e 32.000 presenze durante l'arco termale sono numeri che mandano in tilt un'economia non di due paesi, che noi siamo già morti. Adesso stanno uccidendo una delle cose che funzionava benissimo e non si capisce perché. Non si capisce perché. E non si capisce perché devono mettere in discussione 230 famiglie che lavorano da tanti anni. Noi aspettiamo da parte dei sindaci il bando, che poi identificherà il soggetto che sarà quello che gestirà le terme per i prossimi 20 anni, 15 anni, quello che è. Allora, fino a quella data devono loro trovare una soluzione. Benissimo, la Sateca no. E dopo come facciamo? Di chiudere non si può chiudere, questo l'ha affermata anche la Regione.